Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare appunto di questa demagogia che sta imperversando in questi talk show di regimi che parlano di questa guerra come se fosse lontano milioni di chilometri. In realtà questa guerra è una guerra che lambirà anche i nostri paesi, le nostre città, è solamente che deve montare come una valanga che è partita e noi con questi talk show pensiamo che la valanga si sposti quando ci siamo in mezzo a noi. Invece nella realtà questo non avverrà, cioè praticamente ci travolgerà tutti. Quindi questo tipo di demagogia lascerà il tempo che trova e se non ci troviamo preparati con le varie protezioni energetiche, purtroppo molti avranno delle brutte sorprese. Quindi pranzi gratuiti non esistono, soprattutto in questo periodo. Abbiamo avuto un attacco sia da parte di alcuni che sono al governo, che hanno indebolito l'economia italiana in modo pazzesco, e anzi ci siamo trovati delle bollette e poi con questo Green Pass, insomma, chi, chi ne ha, chi più ne ha più ne metta, no? E in più adesso troviamo in questa demagogia da talk show dove le persone vanno a parlare come se la guerra fosse su Marte. In realtà questa guerra, come vi ho spiegato in altre pillole, è stata studiata da 30 anni, quindi il vostro maretto cosa vi consiglia? Vi consiglia di attivare tutti i circuiti che trovate nel sito del capitano, quelli per protezione per l'Italia, attivare tutte le protezioni anche per le forze dell'ordine che ci difenderanno in questo periodo, dovete sostenerle, se conoscete qualcuno scaricate questi circuiti e proteggeteli, mi raccomando, da poliziotti e carabinieri a guardia di finanze, a guardia forestale, tutto quello che potete proteggere con questi circuiti all'esercito, chiaramente fatelo, no? E poi fatevi un bel cerchio di fuoco. Se stai ascoltando questa pillola e non sai cos'è un cerchio di fuoco, vai a cercare le pillole su cui parlo come fare il cerchio di fuoco. In più ci sono le varie protezioni, il ciondolo e anche il sigillo di Marte numero 6. Queste sono delle cose supplementari per chi può permetterselo, è meglio che ce le abbia. Proprio perché sta arrivando dopo questa panna alla demagogia new ageana, arriverà anche qui nei nostri confini italiani e anche svizzeri, direi, quello che purtroppo, non cioè per fortuna vorrei dire, da 70 anni non abbiamo conosciuto, ma i 400 anni prima della seconda guerra mondiale l'Europa ha sempre vissuto una guerra dietro l'altra, una carestia dietro l'altra. Quindi adesso toccherà a noi, calmicamente ce lo dobbiamo aspettare. Il Marietto vi ha avvisato, state lontano da queste egregori di catene, di preghiere che non fanno altro che rinforzare la guerra. E mi raccomando, seguite sempre il legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.